tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con le pillole del diritto della Scuola del Popolo. Oggi parleremo degli incidenti causati da buche e cattiva manutenzione delle strade. Infatti, un fenomeno diffuso è quello dei sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Si pensi ad esempio all'ipotesi dell'automobile che percorrendo una via cittadina passi sopra una buca profonda, provocando l'esplosione di un pneumatico, oppure al caso del pedone che, transitando sul marciapiede, inciampi in una breccia sull'asfalto, cadendo e procurandosi delle lesioni. In questi casi viene in rilievo l'obbligo dell'ente proprietario della strada di curare la manutenzione così come disposto dall'articolo 14 del Codice della strada. Si apre quindi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all'ente proprietario. Infatti, il danno che deriva ad un mezzo o ad una persona dalla cattiva manutenzione della strada può essere oggetto di richiesta di risarcimento da indirizzare all'ente proprietario della strada medesima, comune, provincia, eccetera. Tuttavia, perché l'ente sia tenuto al risarcimento devono sussistere alcuni requisiti: il cosiddetto rapporto di custodia tra l'ente e la strada. In altre parole, occorre verificare se per la collocazione del tratto stradale l'ente proprietario aveva un effettivo potere di controllare il bene e quindi di percepire le sue condizioni e di eliminare quel determinato pericolo che si è poi tramutato in un danno reale per l'utente. Un rapporto di causa-effetto tra l'anomalia della strada e il danno. Sino a poco tempo fa, in applicazione dell'articolo 2043 del Codice civile, che prevede qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, era richiesto anche che l'anomalia, la buca, la spaccatura del marciapiede, eccetera, fosse anche collocata in modo da non essere percepibile, la cosiddetta insidia o trabocchetto. Sulla base di questo orientamento, che oggi non è più accolto, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare, oltre alla dinamica del fatto, anche la difficoltà nella percezione del pericolo. Oggi, invece, è generalmente riconosciuto che la responsabilità per il sinistro vada addossata all'ente proprietario della strada sulla base della prova della dinamica del fatto e dei due requisiti richiamati in precedenza: rapporto di custodia e rapporto di causa-effetto, in applicazione dell'articolo 2051 che recita: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. A questo punto ci si domanda: come richiedere il risarcimento del danno? In primo luogo, la possibilità di ottenere un risarcimento del danno dipende dalla dimostrazione delle circostanze concrete nelle quali il sinistro è avvenuto, e quindi è necessario immediatamente dopo il sinistro far intervenire le autorità di pubblica sicurezza, polizia municipale, carabinieri, eccetera, perché redigano un verbale che riporti le condizioni del tratto di strada percorso. Inoltre, è sempre opportuno, se vi è la possibilità, di scattare delle fotografie del posto e delle condizioni del mezzo, nonché recuperare immediatamente i nominativi di tutti i testimoni che hanno assistito all'incidente. Se vi sono stati solo i danni materiali al veicolo, occorre predisporre un preventivo per le riparazioni. Se dal fatto sono derivati dei danni fisici, si pensi all'ipotesi del pedone che inciampa in una spaccatura nel terreno, è necessario recarsi nel più vicino pronto soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite. Eventualmente, in un secondo momento e terminate le cure, questa documentazione potrà essere integrata con le valutazioni del medico legale. Una volta raccolti questi elementi, occorre individuare l'ente proprietario della strada ed inviare alla sua sede legale una richiesta di risarcimento dei danni specificando le generalità del danneggiato o del soggetto che richiede il risarcimento, le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro, la dinamica del sinistro, la tipologia e l'entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione a supporto della richiesta, il nominativo dei testimoni. Occorre poi indicare se sono intervenute autorità di pubblica sicurezza, chiarendo se nella circostanza veniva redatto un verbale di intervento, o autorità sanitarie. Normalmente l'ente proprietario delega la gestione del sinistro alla compagnia assicuratrice con la quale ha stipulato un contratto di assicurazione. In questo caso però, a differenza di quanto accade nel caso di sinistri tra veicoli, il destinatario della richiesta di risarcimento è sempre l'ente proprietario, ovvero il comune, provincia, e in ipotesi di vertenza
giudiziale, soltanto quest'ultimo dovrà essere chiamato davanti al giudice per il processo. La richiesta di risarcimento va presentata a mezzo di lettera raccomandata nel termine ultimo di 5 anni dal fatto. Per oggi ho terminato, ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona giornata. Grazie.